Buonasera amici di Bella Sicilia, stasera per la serie, come dico io, di quando le eccellenze si incontrano, stasera mettiamo in risalto i prodotti del territorio, i prodotti top del territorio. Stasera la prima presentazione con queste bruschette molto semplici ma di grande effetto, dove risaltiamo i prodotti. Nel primo abbiamo la porchetta del Red Enebro di Pippo Riti del Vecchio Carro, servita con un pesto di pistacchi al tartufo e della zesta di limone. La seconda è la seconda eccellenza con le alici del Mediterraneo della famiglia Castrovinci su una burrata e una zesta di limone chilometri zero. La terza bruschetta è un patè di pomodoro della famiglia Oddo, Marcello Oddo, la Gramar, fatto con un patè di pomodoro secco e sempre le alici. E la terza rimettiamo di nuovo la porchetta con della cipolla caramellata, del pesto di pistacchio della Gramar e della granella di pistacchio. Ma come sono state preparate? Scopriamole insieme, amici. Buonasera amici di Bella Sicilia, stasera abbiamo organizzato una serata particolare con le eccellenze del territorio. In particolare adesso stiamo preparando una bruschetta con i prodotti degli amici. Questa sarà una delle prime serate che faremo per far degustare i prodotti del territorio e far conoscere il nostro territorio con prodotti top. E a proposito di prodotti top, quello che stiamo vedendo in questo momento di cosa si tratta? Questo è uno dei prodotti top della zona, conosciuto in tutta quasi l'Italia, ormai lo conoscono dappertutto, è la porchetta del King di Pippo Riti del Vecchio Carro, premiata dal Gambero Rosso con le 3 forchette, solo il colore del suino nero dei Nebrodi. Mettiamo la porchetta del Vecchio Carro, mettiamo sotto un pezzo di pistacchio e tartufo e la porchetta per risaltare. Le bruschette devono essere semplici per questa prima portata, per risaltare meglio il gusto dei prodotti top. La seconda sarà stracciatella, un classico stracciatella, alice del Mediterraneo della famiglia Castrovinci, che è l'altra eccellenza della serata. E un po' di zesta di limone anche questo chilometri zero del territorio della famiglia Giambon. E poi andiamo con un altro prodotto della Gramar di Marcello Oddo, che è un patè di pomodori secchi, sempre con gli alici, e poi facciamo pesto di pistacchio sempre della Gramar con porchetta e cipolla caramellata. Sì. Andiamo con un po' di granella di pistacchio sempre della Gramar, un po' di porchetta sempre sopra. Come dico io, alcune volte le cose semplici intanto risaltano i sapori e illustrano il prodotto del territorio. Chiudiamo con un filo d'olio extravergine d'oliva estratto a freddo, alma, un olio di pettineo con un blend di nocellata del Benice e tonno d'Ebrea, un'altra eccellenza che fa parte che parteciperà alla nostra serata. Ci vedremo dopo per gli altri piatti. Il messaggio che vogliamo lanciare: utilizziamo i prodotti siciliani, i prodotti possibilmente a chilometro zero. I prodotti a chilometro zero e i prodotti del territorio, creiamo questa sinergia fra noi e diciamo del settore per portarle anche nella grande distribuzione e far conoscere il territorio, perché come si evince anche con i prodotti locali si vede il territorio che c'è. Facciamo